Buonasera, ben chiatazzi, agnovis, alle Marco Berini, la vittima dall'incidente stradale con risultato mortale succeduto queste mattine a Talmassons. L'omp, 37enne di Sarvignan, aliere guida del suo auto che si è data quintri in maniera frontale contro un'auto cisterna. Tra i primi a intervenire all'estate il pari di vittime che lavora poco distante dal look, dall'impatto. Anche in modo sclarì la dinamica che ha portato all'incidente. Berini, dipendente di Farma di Meret di Tombe, aliere da ora là a lavoro quando è succeduto l'incidente. E una trebbia di grandi dimensioni ha chiappato fuoco in tal campo di Maran Lagunar. Il miece agricolo aliere parcata a poche distanze di qualche capanon quando sono svampati gli flammis. L'intervento dei sguardi dal fuoco ha permesso di salvare i fabbricati in te contors, ma la trebbia è l'ha distrutte ad implen. Il Fugaron ha sviluppato una colonna fisse di fumo visibili fino a Trieste e Bibion. I carabinieri si presenti a Chiesa So per portarlo in prigione e lo chiati a spacciare. È succeduto a Reane da Royaldula che un marocchino di 41 anni è stato arrestato da polizie per detenzione di stupefacenti. Aveva discontato una condanna di 3 anni per reati, leazza e droghe. Quando gli agenti sono arrivati a Chiesa, lo hanno chiamato in un casotto in compagnia di 2 persone. Perquisite l'abitazione, hanno chiamato un marsupi squinduto e buine sotto dal divano, là che si chiamava in 3, con dentro 73 grammi di cocaina e 120 di hashish, insieme a un bilancino di precisione. E un 52enne di Vencion è stato denunciato dai carabinieri di Osov per aver minacciato una vicina e danneggiato la sua vettura. L'omp aveva chiappato a pugni il tappone di vetture di femmine di nazionalità polacche che aveva avuto già minacce di morte. In un'occasione l'omp aveva lasciato fuori da parte delle femmine un nunchaku, un'arma di origine orientale in segno di minacce. I carabinieri hanno chiamato a chiesa dall'omp grams di hashish. E il comune di Gorizia ha avuto un attacco pirata che l'ha messo fuori uso diversi sistemi. A annunziarlo all'estate il stesso municipio dall'Usince, disintanti che certi dams sono già stati sistemati. È stato accertato che si è trattato di un attacco pirata, l'ha sclarito il sindaco Rodolfo Ziberna, con tanto di ricatto. Vi inchiatato un messaggio dentro di un servidore che domandava un pagamento per sbloccare il sistema informatico. Gli uffici, ha concluduto Ziberna, sono da ora a lavorare per cercare di sbloccare tanti prime duci i servizi. E è stata compita in talarc di 5 ore la disinfestazione antimussata udin in una zona chiappata dentro il centro cittadino, che hanno farmit e pasian di prato. Come l'operazione squintri moschins, capando il pericolo di diffusione del virus West Nile, si muoveranno a palme in zone attorno dopo l'individuazione di un chiaval positivo al virus. Il sindaco di Palme, Giuseppe Tellini, ha domandato il rimando delle operazioni, vinto però il dinier della regione. In altri comuni che questo rimando è stato conceduto alla comunità Tellini, a che sponte le responsabilità della regione per eventuali dams a robis o personis. Usgnot dunque obblighi di barcons, quartis e sieradis con l'indicazione di non consumare pomis e ortais in 72 ore dopo. E dopo Heinz di Spiete, la scuola Mazzini di Godi e Beivars e varrà una palestra. L'edificio sarà fatto dentro di fin dal 2023, col cantier che partirà dentro di quest'anno. Sentiamo il vice sindaco di Udin, Loris Michelini. Ho approvato il progetto definitivo delle palestre polifunzionali Mazzini a Beivars Godi e via Barriglarie,
gli attaccati delle scuole, tali miece saranno anche edifici pubblici, le sedi del quartiere, più che lavoro di riunirsi, eccetera, eccetera, che come non hanno lì. Le palestre vengono fatte con tutti i Christmas che sono da risparmio energetico. Inoltre varino anche le possibilità di poter fare varie attività in queste palestre. Costa 2 milioni e 4, ho venuto andato 1 milione e 7, ho venuto anche domandati i bes che nos manca per completare le opere e inizieranno i lavori sicuramente entro fine anno o i primi del prossimo anno, dureranno un anno, però anche tutte queste int che già sta lì e verrà finalmente le palestre e verrà le possibilità anche per i frus di poter fare attività, una roba che doveva essere fatta anche 30-40 anni fa, ma queste volte posso dire con sicurezza che vignerà fatte. Il Luna Park di Santa Caterina Udinga sarà preparato in tal park dal stadi. Le giostri arriveranno ai 29 di ottobre. C'è molto che nos sclarisse l'assessor comunale Maurizio Franz. Quest'anno torna al torno del Luna Park di Santa Caterina e al torno dal parcheggio da Stadio Friuli, dal parcheggio sud, e quindi che sarà una bella occasione per i famesi e per i frutti, perché fra l'altro abbiamo prolungato anche il periodo, perché noi essendo la concomitanza come Luke con Santa Caterina, la fiera potrà andare dal 29 di ottobre fino al 27 di novembre, quindi un periodo più lungo e anche più giusto, perché si presta anche per ospitare un numero maggiore di attrazioni. Quindi una bella opportunità per la città di Uden, per i turisti, per i tanti frutti e si augura che magari che capo di anche diventare una soluzione definitiva, perché noi abbiamo attrezzati in passato che aree capo per ospitare la fiera di Santa Caterina con i suoi giusti. E al partirà a novembre di Sudri, il presepe di Len destinata a Place Sampieri in Vaticano. La decisione è rimonte al 2018, quando anche il paese Cerniela è stato scelto per preparare la natività di Rome. Per noi è una grande soddisfazione, ha commentato il sindaco di Sudri, Manli Mattie, ma anche una grande responsabilità perché rappresentare in tutte le nostre regioni. Gli status di Len dal presepia sono stati smettuti per il momento all'esterno dal municipio di Sudri in spiete di essi mandati a Rome. E per queste sere alle dut si torna a vio di domani, sempre a nuovo manco il vince. Adult mandi.